Buongiorno e bentornati alla Casa delle Notizie. Oggi ci occupiamo di tecnologie, del Salone dei Macchinari T-Gold. Annunceremo il simposium che si terrà a settembre, sempre focalizzato appunto sulle tecnologie per il settore orafo e sull'innovazione. Sono con noi Matteo Farsura, direttore di Vicenza Oro, Damiano Zito, presidente di ProGold e vicepresidente di Federorafi con delega all'innovazione e alla standardizzazione, e Massimo Pogliero, presidente di Leggor Group e neopresidente di Afemo da pochissimi mesi, che è l'Associazione Italiana dei Macchinari e delle Tecnologie Orafe. Pogliero, il settore dei macchinari e della tecnologia come sta in questo momento? È un settore che sta facendo la voce importante, è una leadership comunque mondiale da difendere. Chiaramente è un settore come tanti altri che soffre della concorrenza internazionale. Abbiamo visto anche qui durante questa edizione di T-Gold che si sono affacciati anche nuovi player che comunque con strutture importanti che propongono dei prodotti che non possiamo più dire che siano molto distanti da quello che è il Made in Italy, per cui il nostro dovere è quello di rafforzare la nostra presenza, rafforzare anche il comparto attraverso lavorando nell'innovazione, soprattutto creando anche dei veicoli all'interno delle società per potersi anche parlare, fare sistema. È importante oggi difendere questa leadership e guardare il futuro con ottimismo. Comunque è una buona edizione con una buona presenza. Ecco, Damiano Zito, voi siete qui 170 espositori a T-Gold, se non sbaglio, anticipava già il dottor Pogliero, sta andando bene, state anche aspettando con ansia di entrare nel nuovo padiglione a settembre 26, anzi a gennaio 26 in realtà. Sì. Poi sì, ci aiuterà Matteo su questo. Ovviamente è qualcosa di importante perché alimenterebbe un po' tutta quell'attività di networking con gli espositori. Ovviamente gli espositori dunque gli utilizzatori della proposta di valore di chi produce macchinari e questi sono i gioiellieri, quando sono in fiera sono occupati, però la possibilità, la probabilità di incontrarsi per iniziare eventualmente l'esplorazione di qualche attività da fare insieme è un po' più complicata essendo dall'altra parte. E poi immagino che magari la dimensione, lo spazio e anche il numero, però questo non lo so, il numero di espositori potrebbe anche ambire ad aumentare e a confermare il fatto che Vicenza comunque è l'hub più importante per quel che riguarda i macchinari e tutti i servizi intorno alla produzione orafa e gioielliera. Matteo Farsura conferma? Sì, confermo anche che i lavori stanno procedendo nei tempi previsti e l'obiettivo è quello di avere rappresentato all'interno del quartiere di Vicenza l'intera filiera, che è un po' l'elemento distintivo di Vicenza Oro. Qui arrivano buyer internazionali e devono trovare tutto quello che è necessario per il loro business, lo devono fare nel modo più veloce e efficace possibile. Confermo che T-Gold sono 170 aziende provenienti da 30 paesi e lì la qualità è veramente molto alta, infatti T-Gold si è ritagliata un ruolo di leadership internazionale. Ecco, diceva la Di Peraboni, siete comunque riusciti ad ampliare un altro po' anche in questa edizione T-Gold. Sì, diciamo che il team YAG, soprattutto gli architetti e l'operation, stanno sempre alla ricerca di spazio. Delle strutture temporanee ci hanno aiutato ad accogliere più espositori, però aspettiamo l'ingresso all'interno del quartiere per poter dare maggiore spazio agli espositori che ci sono, per poter esprimersi ancora meglio e poi introdurre nuovi espositori, ma ovviamente con tanta attenzione sulla qualità. Vorremmo avere chi porta veramente valore alla manifestazione.
Ecco, Massimo Poliero, le mettiamo un attimo il cappello a Femo, presidente da pochissimo, che novità, che progetti avete per l'associazione? Ma il primo progetto che è stato comunque comunicato è quello di avviare un percorso di comunicazione, tanto tra gli associati e poi verso l'esterno, e abbiamo in mente chiaramente di rifare il sito completamente, di riprendere un po' anche i servizi social, di comunicare molto di più attraverso la rete che abbiamo, perché comunque c'è un certo tipo di visibilità. E oggi quando uno deve cercare un macchinario, un prodotto, un servizio, deve uscire qualcosa del Made in Italy italiano. Questo è il nostro obiettivo che vogliamo difendere questa leadership, e quindi stiamo lavorando tantissimo intanto creare gruppo attraverso l'associazione, perché comunque è importante, nell'ultimo tempo si era un po' perso, e poi bisogna dimostrare il valore aggiunto che può dare l'associazione per gli associati. Damiano Zito, diceva prima Massimo Poliero, i concorrenti si avvicinano. Significa anche che la tecnologia italiana è comunque sempre un pochino avanti. Come si mantiene questo? A mio modo di vedere è proprio la spinta di chi si avvicina che alimenta la creatività tecnologica, perché penso che sia un valore che l'Italia ha, proprio perché da molto tempo la storia della produzione del gioiello ha contribuito alla nascita, alla crescita, allo sviluppo di questo tipo di caratteristica, e dunque il fatto che ci siano dei produttori di altre nazioni che competono, penso che in qualche modo la pressione sia fondamentale per crescere, altrimenti potrebbe anche pagare il prezzo il settore stesso su una tecnologia magari stagnante che non migliora, che non innova. Perciò un'immagine globale che possiamo dare anche al nostro mondo, penso che sia un ingrediente importante quello della concorrenza, e credo che sia comunque imperativo da parte nostra cercare di mantenere la leadership, ma non solo come eredità o come qualcosa che viene da valore costruito nel passato, ma come qualcosa che si conferma ogni giorno, ogni mese, ogni anno del lavoro che facciamo. Ecco, parlava prima della possibilità di confrontarsi con l'altra parte, con chi i gioielli li fabbrica, li vende. Credo che anche questo sia una spinta continua. Ma certo, io penso che il networking sia proprio uno dei valori più importanti durante una manifestazione come Vicenza Oro. Il networking è quello che 50 anni fa era il pezzo di carta dove si raccoglieva l'ordine e che le persone andavano in fiera a piazzare gli ordini. Oggi si va in fiera a costruire relazioni, e dunque la distanza tra i due padiglioni non è che agevola questo, ma sappiamo tutti bene che, dato che c'è il progetto che sta anche confermando le tempistiche che si è dato, dunque il problema c'è quando non c'è l'idea di cosa si farà, ma quando l'idea c'è ed è confermata, approvata, poi per fare in modo che le cose succedano serve un po' di tempo, ma siamo tutti allineati. Ecco, una domanda per entrambi, visto che entrambi vi occupate, oltre che di leghe, anche di manifattura additiva. Quanto la manifattura additiva, il 3D può essere importante anche nell'innovazione, nell'aiutare le aziende? Partiamo da Poliero? Parto io. Allora, a mio modesto avviso penso che sia una tecnologia che sostituirà parte della manifattura attuale, microfusione, lavorazione meccanica. Penso sia in generale l'additive manufacturing sia in continua evoluzione. Ci sono innovazioni che arrivano di anno in anno,
il settore nostro, il settore della gioielleria Oraf è sempre stato un po' lento nell'arrivarci, nello sperimentare, nel trovare le risorse per crederci, ma secondo me la via è tracciata, è una questione di, come si parlava prima del padiglione, bisogna aspettare un paio d'anni, anche nel nostro settore sarà questione di 5-10 anni, secondo me vedremo un cambiamento importante. Io ci credo, ma ci credo perché me lo dice la storia del 3D, quando si faceva la cera, quando si faceva la resina, le prime macchine costavano cifre e facevano produttività molto limitata. Oggi siamo nelle condizioni che molti player internazionali, e parliamo di multinazionali importanti, stanno credendo in questo settore, per cui stanno innovando, stanno spendendo soldi per la ricerca e sviluppo. Secondo me la strada è tracciata, ci arriverà sicuramente, anche nel nostro settore, io ne sono convinto. Anche mi ricordo le prime volte che venivano messe in mostra le stampanti 3D nel corridoio che porta al padiglione 3, mi pare che fosse stata una delle prime volte. Però in quel caso era un'azienda che non faceva manifattura additiva, cioè Adesso non ricordo perché erano tanti anni fa. 3D per stampare quello che ha detto Massimo, cera o resina, che sono a sostegno e supporto del processo attuale produttivo, cioè la fusione cera persa. La manifattura additiva intesa, per come la intende Massimo e l'azienda di Massimo, Sì. e la nostra azienda, è produrre l'oggetto direttamente in metallo. Parliamo di tanti anni fa, erano appunto proprio le prime che stampavano ancora solo la matrice, diciamo. Comunque confermo tutto quello che ha detto Massimo. Il nostro settore è abbastanza conservatore, cerca molte più conferme di altri settori. Nel gioiello l'innovazione spesso storicamente era legata forse più alla parte creativa, cioè alla forma, più che a come fare il gioiello stesso. Dunque il gioielliere ha sempre in qualche modo avuto il suo focus su quello. Per questo nel caso delle tecnologie è sempre stato un po', non è intrinsecamente un early adopter. Ci stiamo arrivando però. Però ecco, oggi è quasi così, è così difficile non essere d'accordo che la manifattura additiva ha fatto dei passi in avanti importanti, che è un po' come avere la prova che, sai, se la pensi diversamente c'è un problema, ma in realtà siamo tutti allineati sul fatto che la manifattura additiva, a mio modo di vedere, cambierà tantissimo già entro 5 anni e diventerà principalmente complementare, non sostituirà i processi attuali, sarà un processo complementare e sarà tanto più sostitutiva quanto più il segmento sarà quello dell'alto di gamma. Matteo Farsura, sono già state nominate alcune paroline chiave come network, come innovazione, saranno al centro anche del simposium che si svolgerà a settembre, che sarà, se non sbaglio, in Basilica. Sì, assolutamente, diciamo, l'innovazione deve essere anche il nostro driver, dobbiamo accompagnare le aziende attraverso questo processo che è necessario per rimanere competitivi. E quindi nella nostra, quella che chiamiamo Jewelry Agenda, che prevede già numerosi eventi durante l'anno e che ci permette di rimanere connessi poi ai distretti e anche ai mercati principali per l'export Made in Italy, aggiungeremo un altro importante evento che appunto sarà il De Vicenza Symposium, che si terrà a settembre, dal 2 al 4 settembre, proprio nella Basilica, quindi un luogo storico, un luogo che noi amiamo far vedere ai numerosi visitatori stranieri che vengono a vedere, che mostra proprio le radici dove anche tutto è iniziato, perché lì proprio c'erano le botteghe Oraf e dove poi è iniziata anche Vicenza Oro. Quindi un momento che sarà la sintesi di tanti contenuti di tecnologia grazie al programma, insomma, che è stato creato,
e quindi un altro tassello importante. Ecco, non a caso siamo qui a parlarne con Massimo Poliero e Damiano Zito, perché le loro aziende sono le aziende che stanno organizzando con IEG questo simposio, che dicevamo l'ultima volta che ne abbiamo parlato avrà un board scientifico di altissimo livello. Oltre appunto alle vostre aziende ci saranno i grandi gruppi, quindi Richemont, quindi LVMH, quindi Kering, ci sarà il fondatore del simposio di Santa Fe, Eddie Bell, ci sarà un istituto di ricerca come il FEM, Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie di Schwäbisch Gmünd, quindi Massimo Poliero, un parterre du roi. È un parterre importante perché è un evento importante, il nostro obiettivo era allargare sicuramente la possibilità di avere chiaramente riferimenti del nostro settore che fanno ricerca, che fanno sviluppo, insieme ai brand. Come noi rappresentiamo aziende in concorrenza, è bello avere sullo stesso tavolo brand in concorrenza. Secondo me è proprio sinonimo di quanto ci crediamo a questa cosa e quanto pensiamo che questa sia la strada giusta per riuscire a dare un servizio al nostro settore, perché ricordiamoci che se non facciamo eventi come questo non creiamo da una parte networking, ma dall'altra parte non trasferiamo della conoscenza che abbiamo acquisito in tanti anni, che molte altre aziende hanno acquisito, e non creiamo la possibilità di avere un network compreso università, compreso istituti di ricerca, compreso i responsabili di produzione delle aziende più importanti, e riusciamo chiaramente a dare in questo senso visibilità e confronto continuo. Sono 3 giorni importanti, sono, vorrei dire, quasi 24 ore full immersion, perché poi alla fine ci si trova prima, dopo, colazione, cene, e quindi è una cosa continua ed è un po' lo spirito del Santa Fe Symposium che abbiamo ereditato, che mette tutte le persone, compresi i concorrenti, insieme per il bene comune, e questo è stato lo spirito per cui è nato il simposio. Sì, ecco, voi siete partner come ProGold, lei è anche vicepresidente di Federora FI e anche voi comunque avete dato il vostro endorsement, state collaborando. Sarà un momento molto importante anche per confermare il ruolo di Vicenza nel campo della tecnologia. Sì, siamo insieme con Massimo e IEG. Abbiamo proprio iniziato a chiacchierare per immaginare il simposium un po' più di 3 anni fa, circa 3 anni fa, e dico una cosa importante: il sogno ce l'abbiamo, possiamo chiamarlo obiettivo, ma di fatto è un sogno, perché sia io che Massimo, almeno in molti casi, siamo allineati sul fatto che abbiamo ricevuto moltissimo dal Santa Fe Symposium e non aveva senso che non ci fosse una continuità o qualcuno che si spendesse per portare avanti un evento che di fatto è a servizio proprio del nostro mestiere. Un hub dove le persone vanno a parlare della passione che hanno per la tecnologia applicata alla produzione del gioiello. Dunque, il sogno ce l'abbiamo, le risorse ce l'abbiamo. Dunque abbiamo solo che bisogno adesso di essere bravi a far comprendere il nostro sogno al settore in modo che vengano a sostenerlo, perché se noi lo raggiungiamo il valore è proprio distribuito all'interno del settore, indipendentemente che sia ai produttori italiani piuttosto che a quelli spagnoli, che piuttosto che a quelli tedeschi o americani. Di fatto è l'amore per il gioiello che ci ha spinti a pensare che il gioiello è anche tecnologia. Matteo Ferossura, fate avverare i sogni delle aziende? Beh, devo dire che Il genio delle lampade. Non siamo noi che facciamo... Credo che debbano impegnarsi un pochino di più del genio. No, non siamo noi che facciamo avverare i sogni, ma noi insomma assolutamente ci affianchiamo a queste grandi aziende che per avere un obiettivo comune, che è quello di valorizzare il gioiello, e quindi insomma siamo
felicissimi e onorati di stare a fianco di due grandi aziende che, come è stato detto, sono concorrenti nel mercato, ma per un unico scopo si affiancano, si uniscono in questo grande progetto, che è poi all'insegna della qualità, nel senso che continueremo ad aggiungere qualità e anche a innovare l'appuntamento fieristico, che non è più ormai un appuntamento di business e basta, ma è un arricchimento totale, quindi un arricchimento e uno scambio di conoscenze. Massimo Pogliero, ci sarà qualche tema in particolare al centro? Quali saranno le tematiche? Allora, al di là ne abbiamo parlato prima dell'additive manufacturing, quindi tutto quello che è oggi le stampanti 3D metallo e tutto quello che gira intorno, direi che ricordiamo che abbiamo 5 presentazioni su 21 in ambito accessorio moda, mondo fashion, perché uno degli obiettivi del simposio è avvicinare questi due settori, anche perché la tecnologia in alcuni casi è molto simile, galvanica è galvanica, quindi processi di elettrodeposizione, e riteniamo che mettere in congiunzione queste due anime, se vogliamo, della stessa tecnologia, ci sia la possibilità anche di creare un ulteriore coinvolgimento, interscambio. È quello che vogliamo fare, portare attori nuovi, avere la possibilità di farli dialogare insieme e creare delle opportunità per tutti. Sì, ecco, lei mi diceva anche che vorrebbe includere poi il mondo del fashion in Afemo, se non sbaglio. Questo è uno dei progetti futuri che abbiamo, è di avvicinare anche il mondo dell'accessorio moda verso l'Afemo, ma perché ci sono comunque produttori magari di tecnologie o di macchine per il mondo dell'accessorio moda o in generale del mondo del fashion che non sono associate magari non sono associate e quindi non hanno comunque un punto di riferimento. Damiano Zito, sempre a proposito di tecnologia, ieri avete premiato il vostro contest che punta sulla tecnologia, può essere un aiuto anche per far innamorare i giovani di questo settore? Secondo noi sì, e questa è una delle ragioni per cui continuiamo una delle ragioni sì, per cui continuiamo a portare avanti questa iniziativa. I giovani ovviamente sono particolarmente attratti da tutto ciò che è digitale e coinvolgerli, come abbiamo detto ieri, in più momenti dell'evento, coinvolgerli e mettere a loro disposizione una tecnologia così importante o così nuova è un modo proprio sicuramente per farli innamorare del nostro settore, soprattutto per coloro che normalmente ci verrebbe da pensare che si innamora di più di un sistema produttivo chi è in produzione, ma la manifattura additiva in qualche modo rende possibile quello che il designer, quello che il creativo avrebbe in mente di fare. Storicamente la produzione è sempre stata un po' una barriera, un collo di bottiglia, cioè quel passaggio in cui tutto quello che veniva pensato probabilmente non si sarebbe riuscito a fare. Queste liti fra produzione e designer. Esatto. Chiudo con Matteo Farsura perché adesso abbiamo veramente pochissimo tempo. Riprendo una cosa che mi aveva detto il dottor Pogliero quando l'ho intervistato per Afemo, che non dispiacerebbe al mondo dei macchinari avere un T-Gold anche a settembre. Ci lavoreremo, avremo insomma il tempo da quando finiremo questa edizione per ripensare un po' al programma e quale sarà il futuro poi degli appuntamenti qui a Vicenza. L'importante è sempre avere un dialogo costante con le aziende, le associazioni fanno un'ottima sintesi poi di quello che è il bisogno e che sono le necessità delle aziende, quindi noi
diciamo, e tutto il team sicuramente continuerà a stare in contatto con il mercato, perché noi dobbiamo fare quello che effettivamente è necessario, serve all'industria. Allora, abbiamo annunciato il simposium e per quello appuntamento a settembre, abbiamo parlato di tecnologie, ringraziamo Matteo Farsura, Grazie. direttore di Vicenza Oro, Damiano Zito, ADIE Presidente di ProGold, Grazie. e Massimo Pogliero, ADIE Presidente di Legor Group, e noi vi diamo appuntamento a domani con i presidenti di categoria vicentini e penso sempre con Matteo Farsura per commentare come sarà andata questa Vicenza Oro. A domani!